Altra opinione comune è che 8.101 comuni italiani siano troppi, che vadano accorpati in considerazione che su 8.101 comuni ben 5.740 sono composti da meno di 5.000 abitanti, ovvero il 70,86%, quindi come vedete è una media molto alta. In questi comuni vivono 10 milioni di italiani, quindi appena il 17,57% della popolazione. La fotografia del Veneto fa conoscere che su 581 comuni, ben 329 sono composti da meno di 5.000 abitanti, cioè il 57% in questi comuni vivono 825.333 veneti, cioè vuol dire appena il 18,22% della popolazione. I dati nazionali ai dati regionali stanno a dimostrare che la dimensione media dei nostri comuni è troppo piccola per permettere una gestione efficiente dei servizi erogati. La crescente inadeguatezza degli attuali confini dei comuni evidenzia l'assoluta incapacità di risolvere i problemi che competono a causa della scarsità delle risorse disponibili. Nemmeno i comuni maggiori sono in grado di dichiararsi economicamente autosufficienti per assolvere i numerosi compiti indicati dal decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, sull'ordinamento degli enti locali, in parte poi modificato dalla legge costituzionale 3 2001. Ricordo che sono già aperti confronti per tentare di accorpare in alcuni comuni Conegliano, Torrevento, conosce meglio di me le cose, dirà, però sono delle iniziative che già vengono avanti nel Veneto. C'è la discussione sul comportamento di Dolo, di Laridano, Jesolo, Cavallino, del Ponte e Racquera. Cioè vuol dire che si stanno muovendo, alcuni comuni hanno capito che non è più il momento di aspettare. In questa logica di tale sistema, la UIL del Veneto inquadra la proposta avanzata dai comuni di Venezia e Marconi Scelea, non c'è il sindaco, ma dopo glielo diremo, dovrebbe arrivare, di realizzare un consorzio che accorpi in uno degli attuali organici dei vigili locali. Come ci sono state polemiche, lo voglio sottolineare in termini chiari, quella che è la posizione della nostra organizzazione. È una proposta che la UIL non solo condivide, ma che ritiene vada allargata anche ai comuni di Modiano, Mira e Chioggia, che risultano essere disponibili perché convinti della necessità improrogabile di porre in essere un'iniziativa tesa alla razionalizzazione della macchina e che risponda effettivamente in questo caso al concetto di vera area metropolitana. Fatte queste valutazioni e considerazioni, l'idea che lanciamo è quella di dimezzare come minimo il numero di comuni. Voglio sottolineare che ogni eventuale operazione di aggregazione e razionalizzazione dell'attività pubblica, province, comuni, tramontane, PULS, dovrà comunque rispettare i livelli professionali e occupazionali dei lavoratori dipendenti, elevando la qualità dei servizi erogati. Al fine di assicurare una gestione efficiente dei servizi erogati, la UIL del Veneto ha condiviso la proposta avanzata dai sindaci di trattenere il 20% dell'IRPEF dei propri concittadini delle casse comunali. La proposta, nata dal movimento dei sindaci del Veneto, poi questo visto noi abbiamo sottoscritto insieme a tante altre organizzazioni un documento, prevede l'innalzamento fino al 20% della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei comuni. La UIL ritiene la proposta interessante e positiva, sia sul piano del metodo che sul merito. Nel metodo perché per la prima volta siamo di fronte ad una proposta costruttiva e non alle solite proteste che non portano a nulla. Nel merito perché è molto semplice
fatta di solo 3 articoli, è in grado di ottenere il federalismo fiscale a Costituzione italiana. I comuni con una compartecipazione del 20% all'IRPEF otterrebbero risorse 5 volte maggiori delle attuali. In questo modo verrebbero compensati dalle risorse perse con il taglio dell'ICI e l'abolizione dei trasferimenti statali. Si tratta dunque di un modello che consente di realizzare il federalismo fiscale vero in un modo corretto, cioè trattenendo nei territori parte delle risorse prodotte dagli stessi. In questo modo le comunità locali sarebbero inoltre incentivate a combattere l'evasione fiscale, ristabilendo un rapporto corretto tra fisco e cittadini. Concludendo, la UIL chiede di semplificare un quadro normativo ed istituzionale antiquato, di aprire una nuova fase e di dare un segnale tangibile, e cioè che la politica sa essere sobria nei momenti in cui le condizioni economiche dei lavoratori e dei pensionati e dei cittadini diventano precarie. Che l'attuazione del federalismo fiscale non si traduca in aumenti della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Che sulla riforma del federalismo fiscale si aprano un dialogo ed un confronto a 360 gradi nel Paese, con il coinvolgimento delle forze sociali a partire dai numeri che questa riforma compone. Non dobbiamo dimenticare che in Italia l'85% dei contribuenti sono lavoratori dipendenti e pensionati e che il 91% dell'imponibile fiscale è prodotto da lavoro dipendente e da pensione. Infatti, su 716 miliardi di euro di imponibile fiscale, 651 miliardi provengono da coloro che vivono con reddito fisso. In un momento in cui diminuiscono le certezze anche nel nostro Veneto e in cui si profilano uno scenario di pesante disoccupazione e un utilizzo di massiccia cassa integrazione in tutti i settori, la nostra missione deve essere chiara: sostenere il lavoro e di conseguenza i lavoratori che perdono il posto di lavoro. Dobbiamo aiutare le tante aziende che oggi sono in difficoltà e che concerteranno con il sindacato il sistema di non espellere i dipendenti dall'azienda, mettendo in atto procedure di solidarietà per essere pronte a rispondere al mercato nel momento in cui la crisi terminerà. Dobbiamo sostenere economicamente chi perderà il posto di lavoro e creare le condizioni per il reinserimento nel mercato del lavoro attivo. La UIL è orgogliosa delle sue radici laiche, riformiste e pragmatiche. La UIL è consapevole però che i tempi sono cambiati ed è pronta a mettersi in discussione senza perdere di vista la sua tradizione, che è quella di contrattare e sottoscrivere accordi, perché un sindacato che non sottoscrive accordi ha smarrito il senso della propria missione.